Il tema della sicurezza sul lavoro non è un tema che riguarda solo i lavoratori dipendenti che noi rappresentiamo, ma riguarda anche i coltivatori diretti, riguarda gli imprenditori artigiani, i lavoratori autonomi. Per questo noi riteniamo che sia necessaria una forte alleanza fra tutti i soggetti che operano nel mondo del lavoro del Veneto, e quindi il sindacato, le imprese, le parti datoriali e anche le istituzioni a partire dalla regione. Un'alleanza in cui ognuno si impegna a fare la propria parte per ridurre l'impatto degli infortuni sul lavoro, soprattutto di quelli più gravi. Ecco, per questo noi pensiamo che il tavolo aperto con la Regione sia una grande opportunità per realizzare questa alleanza. Noi abbiamo presentato delle precise richieste alla Regione e alle parti datoriali che possono, se prese in considerazione e realizzate, migliorare le condizioni nel mondo del lavoro. A partire da un rinnovamento degli impianti, una messa in sicurezza delle imprese industriali, un controllo degli appalti dove succede la maggior parte degli incidenti, la rottamazione dei trattori killer in agricoltura e un rafforzamento dello SPISAL per migliorare l'attività di prevenzione anche nelle piccole imprese e nei cantieri edili. Anche l'attività di coordinamento fra gli enti pubblici può dare un risultato importante dal punto di vista del miglioramento della sicurezza. Come pure un investimento nelle nuove tecnologie può migliorare le condizioni di lavoro. Ecco, quindi se queste richieste e proposte verranno prese in considerazione e verranno realizzate in tempi brevi, pensiamo che questa alleanza per la sicurezza sul lavoro possa portare molto velocemente al risultato degli 0 morti sul lavoro anche in questa regione.